Buona santa giornata a tutti quanti voi, buon weekend! Si dice questa canzone, Maria? Dimentica ieri che Con specchi e Mattei, cornette cappuccini, facciamo insieme. una Malboro, non vado mendolo, è bella l'aria fresca, carrego do gargano, è bella non venire a stecchi, ma non fatica. ma non si trova una fatica, E non si trova una fatica. c'è dice fillati in fuori, che se da cocchi pomodoro, mo solo a froscia. Buon contro messi cicci, che faccio solo un bici, se tanto che da weed, che tanto portano, se fracca una pensione, passa con 1 milione, non c'è un video a tu cilindri, ogni tenda vuole una skin da fatica. Ma non si trova una fatica, ma ne chiamati dei spazzelli a foscia quelli cappucce, ma non mi ingozza. Voglio una fatica, un letto in cravattetta, o collocamento, ma ne dico tu stai imbriaca. Non può sta bene, come non vi zinare un men caffè mi pipa. Guardate che colori! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi invece di Franco ci abbiamo Mariano! Buongiorno Mariano! Buongiorno. Buongiorno signor Mariano! E allora, guardate che colori che ci abbiamo a Barletta, ci abbiamo tutti i colori! E allora oggi siamo, oh buongiorno, oggi voglio salutare la prima, a Maria Corcella. Dici che io saluto sempre a Vicky, invece io saluto Maria Corcella oggi. Maria, buongiorno. E poi saluto Vicky. E poi saluto Franco Lanotte, che poi ho visto Mary Santoro, io saluto tutti. Oh, anche mio fratello, il grande Francesco Franco Mele, buongiorno Franco. Sempre a Vicenza stai? Anna, buongiorno. Palmitessa dalla Germania, ma vedi che bei colori, Mariano, vedi che bello, bellissimo, bellissimo. Come vai a non venire? È una buona giornata a tutti quanti voi di Barletta, Aveste e non. Una buona santa giornata, come dice il grande Mariano, a tutti, anche ai nemici, perché anche i nemici sono poveri a loro. Che non sanno quello che fanno, ma Maria, vedi che mare che sta, bello, 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 una bella giornata, non fa neanche freddo assai, 6 gradi e mezzo, poi abbiamo The Gate che io c'ho fatto face, la notte leoni, la mattina non si dice, Sono i gabbiani. ecco i gabbiani, I gabbiani qua, il mare è agitato. no, non è agitato perché, va bene, per stare qui gabbiani. si vede che qualcosa da mangiare sta. Un paese. Eh sì, qualcosa che hanno sentito, odore. Sì, lo sentono. Sì, è voglia. Di solito sono come le iene, capito? Sì. Quando hanno fame. Salute Lello! E veniamo al paradiso, ecco, qui siamo al paradiso Barletta, Antonio Boraccino, buongiorno. Ma che colori, che spettacolo cari amici! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Ieri siamo stati, abbiamo fatto la buonanotte io e Enzo, ma abbiamo parlato di vizi. Buongiorno Disperata Doc, buongiorno! Bellissimo, bellissimo, veramente vedete, cioè vedi Maria, no, di qua di vedere, poi vedi che bellissimo com'è. È qualcosa di bellissimo, vedete il mare, con questo esce Miami, Miami. E niente ragazzi, volevo dirvi che ieri siamo stati, dopo aver fatto la puntata della buonanotte, per caso ci siamo trovati da Luigi della pizzeria Pronto Pizza a Bettola, per caso veramente c'era Franco con altri amici,
e abbiamo detto una cinquantina di barzellette. Ecco la canzone che piace a Vicky. Importante della storia. Lello Lela, un bacio a Lella. Vinte nella gloria delle sue strade. Ma che Il suo profumo ti conquisterà. Ieri stavo dicendo, ieri dopo erano l'una e qualcosa, io e Enzo ci siamo andati a coricare, a ritirare, perché io e Enzo abitiamo nello stesso palazzo. Dovete sapere che siamo anche, oltre ad essere fratelli e amici, ma guardate, ma vedere questo spettacolo veramente è qualcosa di, non bello, di più, vedete? No ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Grazie Barletta, grazie a Dio che ci fa vedere questo spettacolo la prima mattina, che ci svegliamo e ci dà tutto questo ben di Dio, perché questo è un ben di Dio, ricordatelo. E niente, dicevo, quando poi uno vuole dire, Claudio Gentile, buongiorno Claudio, voglio dire, due ragazzi a bere, si stavano facendo anche una canna, ma la cosa più brutta è che questi due ragazzi, uno si mette a fare la pipì vicino, cioè nella strada diciamo poi che i cani, gli animali, li diciamo le parole perché vanno, cioè non ai padroni che hanno i cani che fanno fare i loro bisogni e non puliscono, ma un uomo, perché quello era un uomo, poteva avere minimo 25 anni, si mette a fare la pipì e io gli dicevo giovane, ma che poi neanche barlettano era, perché non erano barlettani, ero sicuro perché ho sentito l'accento. Giovane, ma scusa, vabbè, sto qua come sto. E vabbè, ma scusa, c'hai il bar dove sei andato a bere, che potevi andare a fare la pipì, ma non ti vergogni, per dire, e voglia noi a dare sempre buoni esempi. Vabbè, non fa niente. Ma Passerà, è già passato. Era ieri, bravo Mariano, era ieri. Mariano mi ha insegnato questa cosa, era ieri. E allora. Grazie Barletta. Oggi è venerdì, è odore di weekend. Oggi ne abbiamo già 19, cari amici. Già sono passati 19 anni, 19 giorni del nuovo anno, volevo dire, 19 anni, 19 giorni già dal nuovo anno 2018, sembra ieri che era Capodanno, sono passati già 19 giorni, cari amici. Ciao Giuseppe Di Bitondo. Ieri era 18 gennaio e si diceva, si vociferava che doveva venire Del Piero a Barletta per quanto riguarda mare. Guardate il mare è una tavola, c'è una tavola, cioè ragazzi, veramente oggi è qualcosa di stupendo, ma proprio stupendo vedere a prima mattina questo spettacolo, vedete che belli, vedete che sono belli, vedete. Abbiamo male, indossato. Sì. Ma certe volte lo tocca, Ma è difficilmente ora che ritorna. Sì, vi sei allontanato. Guardate, spettacolo in assoluto, proprio spettacolo. E qual è la cosa più bella? Svegliarsi la mattina, cari amici, e vedere questo spettacolo, questo gioco di colori con gabbiani, vedete? Poi non diciamo le cose brutte da vedere, perché queste sono cose solamente belle da vedere.
un saluto a tutto il gruppo i Marnarid, un saluto anche al gruppo di Giuseppe di Milano che c'ha un bel gruppo di chiama Barletta Fotografica. Ce ne sono tanti amici che ci seguono sempre. Ciao Mary, buongiorno Mary, stai lavorando Mary? Sì, fra un po' arriva l'estate, quando almeno c'è, come si dice a Barletta, una giornata una volta a Roma te. Si ricomincia, oggi andiamo a lavorare come al solito, andiamo a buscare sul pane. Questa frase. Che dice? Non c'ho gli occhiali, Mariano. Ragazzi, condividete questo video, come dice il buon Franco. Lavora Mary, lavora, chi lavora è bello, il lavoro è bello, ci fa stare bene. È una buona giornata ragazzi, dai. Non voglio dire, perché se penso all'episodio di ieri mi fa un po' arrabbiare. Ciao Stacchio, buongiorno a te, tutta Santa Maria e tutti Si può andare? Sì, si può andare, andiamo a vedere la cosa e ritorniamo, ce ne andiamo a lavorare perché sono già le 22. Possiamo andare, rompete. Poi fu scippato io, È vero? mentre stavo entrando in chiesa. Ecco qua, vedi, questo secondo me è uno dei... Ma vedi, è qualcosa di bellissimo, no? Di stupendo. Si fa con l'albero, tenevo i documenti dentro. Grazie Giuseppe, dice Giuseppe, è la cosa più bella svegliarsi e guardare il video di Barletta a destra. Questa è la cattedrale, ma io ve lo dico sempre, cari amici, per chi il barlettano che sta fuori, il barlettano che va fuori, che va per lavoro, va per vari motivi e guarda la propria città, le proprie origini, è qualcosa di... Ecco qua Nicola, buongiorno, buongiorno signor Nicola. Buongiorno. E Nicola è un fedelissimo di Barletta Vest. Tutto a posto Nicola? Tutto a posto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei. Arrivederci, buongiorno a tutti quanti. Ciao Nicola. Ciao. Grande. E poi si diventa una comitiva, noi siamo una comitiva ormai. Poi questa qua è diventata la pillola del giorno ormai. La pillola del giorno è diventata. E dobbiamo dirlo che molta gente ci aspetta sempre, che bella cattedrale. E dicevo, per quanto riguarda i barlettani che stanno fuori, per loro è una gioia vedere la propria città. Allora il barlettano la vive tutti i giorni, il barlettano che sta a Barletta, ma chi sta fuori gli facciamo non un piacere, un enorme piacere. E niente, dai, va bene, buona giornata a tutti, buon weekend. Oggi inizia un weekend, venerdì, sabato e domenica, ma che chi ti lì sud però? Vengono qua perché sono di casa qua, perché hanno la caserma e vengono in questo bar. La fanno in caserma? Mo mangia. E allora ragazzi, vi auguriamo una buona giornata. Buongiorno a Tina Danielo, buongiorno a tutti quanti voi che vi siete sintonizzati adesso, una buona giornata, vi auguro il meglio del meglio, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza. E poi abbiamo il nuovo candidato sindaco a Barletta, il grande Tonino Moldeverdi, 5 litri, movimento 5 litri. Ho visto una foto che è molto simpatica, vabbè, è una goliardia, una cosa goliardica.
Poi no, vabbè, uno che è un povereccio, che la gente lo sfotta, purtroppo uno che beve c'ha i suoi problemi, non è perché... Va bene, ragazzi, buona giornata a tutti, vi auguro il meglio del meglio come al solito. Antonio, buongiorno, buon lavoro! Allora, vediamo se parcheggiamo qua. E auguriamo a tutti una buona giornata. Ciao ragazzi, da Barletta a Vesta, l'Elurus è il mitico Mariano Barletta E a Vesta. Grazie, ciao!